Ecco il video che ha incastrato il ladro di lettini, sdraio e sedie che da un paio di settimane agiva insieme ai suoi complici a Bibione Pineda, svaligiando quanto era possibile rubare dallo stabilimento Seven alla Bibione Mare SPA. Il ladro, un quarantenne friulano domiciliato a Bibione, denunciato dalla polizia locale di San Michele al Tagliamento per furto a piede libero. Insieme alla sua banda, tutta di italiani, sono stati rintracciati dalla targa proprio della sua auto che veniva utilizzata per i furti, grazie al circuito di telecamere comunali del territorio. Stavolta è andata proprio bene, nel senso che c'era un furto reiterato dei lettini, u una notte, delle sdraio la notte dopo per completare l'arredo di del giardino, le telecamere hanno individuato i responsabili. La rifurtiva ritrovata in casa del friulano nel corso della perquisizione di mercoledì 28 agosto, disposta dalla procura di Pordenone. I raid notturni per tenersi la rifurtiva per uso personale e familiare, da utilizzare nel giardino di casa o nel solarium. La polizia locale di San Michele al Tagliamento, che tengo a ringraziare molto, e il PM molto velocemente hanno fatto sì che al furto susseguisse una perquisizione domiciliare e abbiamo di nuovo i lettini in spiaggia al loro posto, e questo grazie al lavoro di telecamere e forze dell'ordine.